Dalla sala stampa della Protezione Civile del Veneto gli aggiornamenti per quanto concerne l'emergenza Covid-19. Bene, ora tocca ai quarantenni. Dalle 16 prenotazioni aperte per loro, agende che rimarranno aperte fino al 16 giugno e da oggi ci si può prenotare anche attraverso la app Sanità Chilometro Zero. Vi annuncio quindi che dalle ore 16 di oggi apriamo i quarantenni. Abbiamo già tutte le agende pronte, è una popolazione, una corte come si dice, di 742.000 persone e faccio due appelli. Uno lo faccio agli over 50, cioè a chi ha più di 50 anni, soprattutto ai miei coetanei, no? Dai 50 ai 59, di dire che vi conviene correre se avete deciso di vaccinarvi. L'RT del Veneto è 0,88, l'incidenza 67,5, il Veneto quindi conferma la sua zona gialla, quasi bianca si potrebbe dire, perché nella proposta di revisione dei parametri per la classificazione delle regioni, la conferenza delle regioni propone quella di classificare zona bianca quando c'è un'incidenza a 50 contagi ogni 100.000 abitanti. Dopo i quarantenni si potrebbe procedere con il liberi tutti e si pensa già alla terza dose con la proposta di Zaia di avviare in Veneto uno studio per valutare la durata degli anticorpi nei vaccinati. Questo studio insomma permetterebbe poi di capire come procedere, se appunto con una terza dose oppure con la speranza che come per la SARS il Covid sparisca, fermare la vaccinazione. Intanto, confermata la vaccinazione anti-influenzale che ad ottobre ci sarà, è già stata avviata la gara. Noi come regioni proponiamo sotto i 50 zona bianca, dai 50 ai 149 zona gialla, dai 150 ai 250 arancione, sopra i 250 rosso. Dopodiché c'è un altro parametro, se sei sopra il 30% di intensive e il 40% di non intensive vai in rosso, quindi tu puoi essere con l'incidenza più bassa ma se hai le terapie intensive e l'area non critica con quei parametri vai in rosso, o vai dall'arancione, oppure vai in arancione se sei al 20% e al 30% di terapie intensive. Noi non vogliamo avere una posizione da irresponsabili. Qui ci vuole responsabilità, siamo davanti a un virus che ha massacrato il mondo, non una via di un paese. Però c'è anche da dire una roba, che le vaccinazioni ci danno un contesto epidemiologico e sanitario che è radicalmente diverso da quello di un anno fa.